Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo che siamo in diretta anche ovviamente con la trasmissione, sono esattamente le 22:26 minuti primi, salutiamo anche la Jessica che sta lavorando dietro le quinte, va bene, quindi si sta dando a fare, quindi tutto il suo staff che è sempre presente la sta seguendo con molta attenzione e con molta passione. No, sono bravi, sono molto bravi. Va bene, Dennis, andiamo. Hanno tanta pazienza anche. Hanno tanta pazienza, su questo sono sicuro anch'io. Posso dire una cosa del calciopalo poi? No, parliamo poi del calciopalo. Okay. Allora, sentiamo i messaggi, poi parliamo del calciopalo, me la ricordo. Perché domenica ha detto una cosa che mi hanno ripreso molti tifosi, parecchi, e anche sui social. Dennis, messaggi, telefonate e tant'altro. Prego, Dennis. Sì, allora cominciamo con 4 messaggi, poi in coda andremo con le 2 telefonate che abbiamo già i telespettatori in linea. Allora cominciamo con il primo messaggio. Il consorzio ZIP è stato sciolto per aver esaurito la sua missione. Per la zona industriale è previsto qualche progetto di maggior valorizzazione, per esempio impianti sportivi o per altre attività dove ci sono capannoni abbandonati. Bene, la risposta, Sindaco, se l'ho interrotto così. Il consorzio ZIP non è ancora stato sciolto, c'è un liquidatore, in accordo con la Camera di Commercio, Comune e Provincia, vi ricordo che abbiamo un 33% ogni socio, stiamo cercando di risolvere il problema ZIP. È finita la mission, tutti lo sanno, non c'era più area da espropriare, di conseguenza abbiamo trovato una soluzione. E devo dire, tra parentesi, devo ringraziare sia il liquidatore, il dottor Rodo, che sta lavorando in maniera molto precisa, appassionata, con volontà di risolvere il problema, che non è facile perché sono 50 anni di Qui siamo addirittura d'arrivo, possiamo dirlo? No, sarà addirittura d'arrivo tra un anno e mezzo. Però voglio ricordare una cosa, chi è responsabile alla fine dell'area ZIP? Il Comune, la governance è del Comune. Adesso siamo 3 soci, ma in prospettiva futura è solo il Comune che sarà responsabile su tutti i sensi, perché spetta la governance di quanto riguarda la zona industriale. Una zona importantissima che sotto tutti gli aspetti oggi è gestita benissimo, sarà compito del Comune gestirla con la stessa qualità di oggi. Chiaramente sono tanti capannoni abbandonati. Perché abbiamo tanti messaggi, le telefonate che attendono, chiedo scusa io però. Abbandonati, stiamo cercando di risolvere dei problemi, è un po' difficile rispondere in 10 secondi. Ha ragione, è una cosa molto lunga questa, ci ha impiegato 3 anni noi di lavoro, non è possibile rispondere in 10 secondi, però stiamo impegnando per risolvere il problema. Perfetto, no, ha ragione anche lei, però siccome abbiamo tante domande cerchiamo di rispondere. È un momento molto importante, certo, dobbiamo trovati anche con Confindustria per trovare queste soluzioni in comune accordo. Perfetto, andiamo nel secondo messaggio, Dennis. Buonasera signor Sindaco, sarebbe pensabile un progetto per riportare in superficie il naviglio interno della città? Grazie. Magari. No. Ma il problema sempre di risorse economiche, magari una cosa del genere. Ma chi ha rovinato quella volta la città così che ha tolto il naviglio? Non si deve dare responsabilità. Il mondo era diverso. Vabbè, l'hanno rovinato, posso dirlo io, lo dico io, non lei, da Padovano lo dico io. Andiamo a quello dopo, Dennis. Buonasera, volevo chiedere al signor Sindaco cosa ne sarà, dell'area aeroportuale militare dopo la chiusura che avverrà, come noto, il 31 dicembre 2021 e forse ci sarà un periodo minimo 6 mesi per un ufficio stralcio. Ma poi cosa accadrà? Io ci ho passato 40 anni dentro e non vorrei diventasse un ricettacolo di sbandati. Grazie, Michele Sena. Bellissima domanda. Mi sto impegnando moltissimo su questo argomento. È un'area enorme, anche questa. È vero, 31-12 l'aeronautica va via. Di conseguenza abbiamo un'area importante in centro a Padova, 42.000 metri quadrati, vuol dire quasi il doppio della Plandina, che rischia di diventare un'area di degrado. Devo dire che ho parlato più volte con il ministro Cingolani, sto parlando con il ministro Lamborghese, sto parlando con tutti, è un argomento molto importante per Padova. Molto importante perché assolutamente non deve diventare area di degrado. Nel contempo c'è un progetto molto interessante da parte dei Vigili del Fuoco e sto collaborando con il comandante Dattilo in questo senso e col prefetto, sta coordinando tutto in maniera eccezionale, in cui quest'area non può essere abbandonata, deve essere utilizzata. Da parte dei Vigili del Fuoco sono 3 progetti di scuole di formazione, uno al nord, uno al centro, uno al sud. Per quanto riguarda il centro hanno già definito l'Aquila, spero, mi auguro, stiamo facendo tutte le pressioni ovviamente positive
per far sì che venga fatta la scuola di formazione per quanto riguarda i vigili del fuoco a Padova. Oltre ai vigili del fuoco c'è la richiesta del comando di finanza per fare la sede, perché ha bisogno di spazi, ha bisogno la DIA, può essere un'area rivalorizzata in maniera importante, non può essere abbandonata, questo è sicuro. Perfetto. Questo è un'area, 31-12 per quel che mi riguarda, è domani. Per cui c'è l'impegno massimo da parte mia, da parte dell'amministrazione, da parte del prefetto che sta coordinando. Il prefetto, ad esempio, ha bisogno dei capannoni per gli archivi, per cui sarebbe l'ideale. È per questo che le ho chiesto se si ricandida, perché il 31 l'anno prossimo è domani anche quello. È per questo che poi chi non farà quella, che mette un orologio che funzioni, che dia l'orario giusto vicino all'aeroporto. Il quarto messaggio. Questo non vuol dire, però devo dire una cosa. Lo leggiamo, Sindaco, abbiamo le telefonate che stanno attendendo, Sindaco. Abbiamo mezz'ora all'inizio capito che... voglio dire una cosa, questo non significa che chiude la pista dell'aeroporto, non facciamo confusione. L'aeroporto è per motivi sanitari, molto importante. Ha fatto bene a precisarlo. Non c'entra niente a guardare, sono due cose nettamente diverse. Ha fatto bene a precisarlo, magari qualcuno pensava che magari venisse tolta. Due cose diverse. Perfetto. Andiamo avanti, Dennis, con l'ultimo della serie, perché altrimenti davvero, perché poi fa anche piacere, vuol dire che ci tengono, scrivono davvero ovviamente i nostri cittadini delle cose importanti e anche molto lunghe. Prego, Dennis. Per poter sfruttare il superbonus energetico bisogna avere il certificato di conformità urbanistica della casa, ma i tempi per accedere agli atti al settore urbanistico di Via Sarpi sono eterni. Hanno pensato a qualche soluzione per velocizzare i tempi? Grazie. Dio mio. Allora, questo è un problema che abbiamo molto grosso. Abbiamo un'affluenza di richiesta di certificazione enorme. Il settore è in crisi. È in crisi perché non ce la fa. Tutti i comuni hanno questo problema. Ho scoperto, assieme a un consigliere, Carlo Pasqualetto, che noi non abbiamo nel tempo digitalizzato nulla. Cioè, quando uno chiede un documento, se va giù in archivio, se prende il documento, se va su si scannerizza, può dire tanto tempo. C'è un progetto che stiamo portando avanti e che sarà finanziato già quest'anno del valore di 1.200.000 euro per scannerizzare tutto quanto. Questo non avremo risultati domani mattina, avremo risultati nel tempo. Non paga sotto l'aspetto elettorale, però paga sotto l'aspetto organizzazione del comune. Per cui è vero che abbiamo un ritardo di 3 mesi. Abbiamo l'assessore Bessa, in collaborazione con la dottoressa Fullan, che è responsabile del personale, ha assunto 10 persone. E ancora siamo in difficoltà, è vero, c'è un'affluenza enorme di richieste di dare. Stiamo impegnandosi al massimo per risolvere il problema, ma proprio il massimo. Dennis, abbiamo le telefonate? Sì, abbiamo 2 telespettatori in linea. Chiedo scusa ai telespettatori se li facciamo attendere, però capite, le risposte ovviamente sono impegnative perché le domande dei cittadini sono importanti e meritano risposte precise e attente. Sentiamo che abbiamo in linea, buonasera, pronto, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, salve, sono Orlando del quartiere 3 di Forcellini Terrenera. Prego, signor Orlando. Ecco, io vi ringrazio per la vostra trasmissione che dà la possibilità di parlare con il sindaco, con l'amministrazione. Ecco, io volevo chiedere solamente una cosa. Ho visto che tramite i social l'amministrazione comunale sta facendo molto per l'asfaltatura adesso. Ho visto anche per l'alberatura, perché ho visto l'assessore Gallani ha messo in campo molte piantagioni, ecco, piantumazioni però io volevo un attimo sottolineare questo fatto. Guardate che poi il verde va bene, ma poi va fatta manutenzione. Ecco, perché io vi parlo per una questione proprio personale. Io abito vicino a un argine e qui c'è molta vegetazione, ci sono 2 alberi che sono enormi. Mi sono rivolto alla commissione di quartiere, alla commissione 3 e poi mi sono rivolto anche via mail all'assessore Gallani. Io mi auguro che queste cose vengano anche un po' considerate, perché poi ti mandano una mail, sì, abbiamo preso in considerazione la sua richiesta,
però poi le cose vanno avanti. Io da tempo ho fatto questo problema, l'ho fatto anche al genio civile, l'ho fatto all'assessore allora al verde pubblico, poi si scaricano il barile, io non ho la possibilità e l'altro dice io non faccio le potature. Alla fine qui abbiamo due alberi grandissimi che mi auguro che non cedano con le radici. Perché sappiamo cosa è successo quando cade un albero addosso una macchina o addosso a qualcuno. Orlando, guardi, c'è dietro le quinte che lei non vede, l'assistente che sta prendendo nota di tutto e quindi vedrà che domani sicuramente controlleranno questi alberi in modo tale che il vento magari non li spazzi via e faccia dei danni. Ecco, la ringrazio. Va bene? La ringrazio. Grazie. E ringrazio anche il sindaco. Grazie Orlando, andiamo con l'altra telefonata. Grazie, buonasera, buonanotte. Pronto, buonasera, con chi abbiamo in linea? Pronto? È caduta? Chiedo, si sarà stancato, poverino. Pronto? No, non c'è. C'è? Non c'è, è caduta la linea. Li facciamo attendere troppo, no, capito? Chiedo scusa, dipende se l'area è nostra o non è nostra, è sempre il solito problema. È nostra, è del genio civile. Dipende di chi è competenza. È complicato. Sì, perché a volte ci sono le strade che sono del comune, della provincia, della regione, dello Stato. È difficile capire di chi è. Capire, non è facile. È il bello che poi paga sempre il cittadino, paga sempre lo Stato, però ci sono appunto delle praterie. Però volevamo parlare. Domani voglio vedere questa cosa. Certo, prima della pubblicità, apriamo quel tasto che lei mi aveva accennato allo stadio. Le spiego perché voleva parlare del Padova. Anch'io. Perché domenica lei è intervenuto, e la ringrazio, durante la partita al termine del primo tempo, e ha detto il Padova deve andare in B in qualsiasi modo. No, ho detto un'altra cosa, mi ricordo precisamente così, in una maniera o nell'altra. Una maniera o nell'altra, vuol dire in qualsiasi modo. No, una maniera o nell'altra. Mi lasci finire, faccio una domanda. Le faccio una domanda, poi e la gente ha interpretato quel suo dire in un modo o nell'altro, che comunque in un modo o nell'altro, lei ha detto tramite, presumo il campionato, tramite i playoff, però la gente può aver detto no, se lo dice il sindaco, i messaggi sono arrivati. I messaggi che sono arrivati sono stati davvero questi. Se lo dice il sindaco, vuol dire che il Padova andrà sicuramente in Serie B. Prego. No, io magari lo sapessi, ero un po' arrabbiato, devo dire, un po' arrabbiato perché ho visto una squadra che, adesso non voglio sostituirmi al presidente, alla società, quando ero io presidente detestavo chi interferiva, ovviamente, ma ero un po' sconsolato perché abbiamo una società seria. Io ho fatto l'esperienza, non siamo per 2 anni andati in Serie A per un punto, addirittura questa volta a parità di punti non siamo andati in Serie B, per cui è chiaro che intendevo una maniera o l'altra o con campionato questo o playoff e voglio essere positivo, in maniera positiva, con tutto. Voglio essere positivo perché è troppo importante per la città, vuol dire un segno importante sotto l'aspetto dell'immagine della città. Stiamo facendo una curva che sarà pronta a settembre per l'inizio del nuovo campionato. Mi auguro che la società stia investendo nel ruolo di cioè fare una zona cosiddetto Padovanello, come la chiameranno. È una società importante, seria, che paga, che ha fatto una campagna acquisti qualitativa. Non posso pensare che non siamo in Serie. Io voglio continuare a sperare perché è importante, è difficilissimo dare i playoff. Però mi auguro, spero. No, dare i playoff ci siamo. No, non darne a buon fine i playoff. Ah, buon fine, certo. È importante. Io già mi sognavo, nei miei sogni, di vedere la curva, si vede benissimo, col Padova in Serie B, cominciano a realizzare i campi sportivi. Lo stesso pensiero mio è quello dell'assessore. Per cui mi secca non realizzare il sogno. No, l'importante era chiarire l'affermazione in un modo o nell'altro. Ero un po' arrabbiato, in maniera o nell'altra intendevo o andiamo subito o andiamo in playoff. No, però ripeto, qualcuno nei social personalmente ha mandato i messaggi che faccio vedere, ha detto se il sindaco dice così vuol dire che hanno già fatto tutto il Padova in B. Sa come pensano, però è meglio che sia stato chiarito, mi creda, è meglio chiarirlo. Io sono positivo, voglio pensare. Ero un po' arrabbiato, demoralizzato, anche per la società stessa, con i sforzi che fa. Si trova in una situazione difficile. Io ho ben presente quando facevo amministratore delegato, presidente del Padova, che la gente diceva non vuole andare in Serie A, non ci sta perché costa troppo.
vi garantisco che non è vero Beh, qualsiasi. ma nel suo periodo non c'era neanche Sky, quindi Ho capito, non però c'erano gli introiti garantisco che televisivi. quando una società mette in massa un impegno economico, con passione, con voglia di fare, sono bravi. No, Non realizzare il sogno vuol dire anche per loro un problema. E io ho paura che questa società qua perda la volontà, perché dice a parità di punti è veramente una sconfitta. Però c'è sempre il payoff. E io sono molto ottimista. Mi sono già segnato nel calendario, vado per tutte le partite. Lei pensi che la finale sarà il 13 di giugno, il giorno di Sant'Antonio? Ho già un ricordo quel 13 giugno che a Verona si ricorda anche lei, va bene, non vorrei mai. Va bene. Il 13 giugno mi ricordo anche che l'importante è arrivarci. Ma sì, no, bisogna che sia. Poi Sant'Antonio. E poi mi auguro che anche aprino vi ricordate gli stadi. quando andiamo andati in Serie A c'era stato Sant'Antonio in curva? Sì. Però mi auguro che aprino gli stadi in modo che almeno 1000-2000 persone riescano a riempire lo stadio. Da quello che so, migliaia di persone può andare. Speriamo. Quanto è importante il tifo nel calcio. Bene, ho la pubblicità. Non è calcio, non è calcio senza tifosi. Sono d'accordo. Ho la pubblicità, andiamo in pubblicità tra poco. È triste.